Nuovi fondi per l'economia bellunese. La Regione ha rifinanziato il Fondo per le aree di confine, cambiando il regolamento e introducendo alcune novità. 10 milioni di euro, 500.000 all'anno per le start-up, e proprio questa è la novità più importante. Abbiamo dato per esempio la possibilità di poterlo utilizzare per le start-up con una parte a fondo perduto, quindi quasi un 15% del finanziamento fino a 20.000 euro appunto di fondo perduto, e poi come sempre il fondo di rotazione ha delle agevolazioni. Start-up fondate da giovani, ma anche da chi ha perso il lavoro in età avanzata. L'obiettivo è rilanciare l'economia e l'imprenditoria, anche con forme di sostegno alle aziende in difficoltà. Vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione o di altri fornitori, tutto quello che era un po' il sistema cosiddetto anticrisi varato anni fa, proprio all'inizio anche della crisi, lo abbiamo di fatto allargato ormai quasi da un anno, insomma, con la possibilità del fondo di Belluno. Uno strumento necessario per garantire pari opportunità alle aziende di montagna, ha spiegato l'assessore Coppola, che ha ribadito anche il sostegno della Regione nella questione viabilità, annunciando il prossimo appuntamento per la Galleria di Coltorondo in Comelico. Nella prossima giunta sarà appunto presentato una delibera in cui appunto sottolineiamo ad ANAS come questa sia assolutamente prioritaria come opera, e quindi non ci saranno più alibi di alcuna sorta. Siamo ben lieti che il governo si prenda a carico anche una situazione come questa. I fondi ANAS evidentemente sono fondi dati dal governo, però insomma riteniamo che, essendo un'opera che è sul nostro territorio, la Regione debba fino in fondo, da un punto di vista dell'iter, agevolarne tutto il percorso, quindi assolutamente abbiamo raccolto quanto i sindaci ci hanno chiesto.